nessuno ci ha pensato prima. Di questo cammino? Certo. Diciamo che questo cammino è nato un po' di conseguenza a un progetto di sentieristica che mi era stato assegnato per mappare tutte e 3 le zone del territorio UNESCO con 40 itinerari. A un certo punto mi hanno chiesto: ma non riesci a mettere insieme dei pezzettini di questi itinerari e creare un unico filo conduttore sulla dorsale principale, sulla core zone UNESCO? Che ci sono 2 metodi per vedere il territorio: o lo vediamo a terra o lo vediamo dall'aereo. Qui abbiamo, diciamo, tutte e 2 le componenti, perché ci alziamo di quota e abbiamo dei panorami anche incredibili. La possibilità con questo cammino di vedere dall'alto un territorio che è veramente incredibile, con i terrazzamenti del XVI secolo. Un anno di cammino, quanta gente da tutto il mondo sta arrivando a calcarlo e quante persone vogliono conoscere profondamente questo luogo? Nell'ultimo anno sono arrivate 8.000 persone da tutto il mondo. Ci sono 39 paesi che si sono affacciati a questa novità ed è stato veramente un successo anche inaspettato. Grazie. Grazie a te. Questo territorio, il castello di San Salvatore e la famiglia Collalto, una storia molto lunga, più di 1000 anni, tra alterne fortune e miserie, come tutte le storie importanti. La vogliamo sintetizzare, principessa? In estrema sintesi possiamo dire, innanzitutto per collocare da un punto di vista storico, la nostra è una famiglia di origine longobarda. E Longobarda, come il Longobardo, è il nome del santo che dà il nome a questa collina e alla chiesa dalla quale è nata tutta la costruzione del castello. Dunque i Collalto prima dell'anno 1000 erano conti di Treviso, poi verso il 1100 si sono trasferiti o hanno ampliato il controllo della zona fino a qui, creando il castello di Collalto nel 1110 e poi nel 1245 il castello di San Salvatore, che è quello dove ci troviamo attualmente. È un castello che è stato iniziato nel 1245, già verso il 1320 aveva la sua attuale estensione, ovvero sia la parte di Rocca e la parte di Borgo. Al tempo della Serenissima, i Collalto diventano mecenati e invitano in questo castello i più importanti artisti dell'epoca. Assolutamente, dobbiamo pensare che dopo, quando Venezia finalmente riesce a imporre la sua Pax Veneziana, per molti castelli cadono le mura, non per quello di San Salvatore, che rimane comunque un avamposto, nei confronti di una frontiera, e il castello comunque diventa, un centro in cui si riuniscono i più straordinari artisti, i più straordinari pittori. Cimela Conegliano ha preso quale spunto per una gran parte delle sue opere proprio questo territorio, lo si chiamava del resto il pittore del paesaggio, no? Se lei pensa a queste statue, siamo in questa terrazza delle statue, io le trovo molto divertenti perché ci snobbano completamente. Come vede, non ci guardano, guardano il paesaggio. Un vero e proprio tratto identitario culturale di questa parte del Veneto. Assolutamente, e poi di una straordinaria autenticità, ricco di tradizione in cui non c'è niente da inventare, perché c'è tutto. Ma quello che mi piace proprio mettere in avanti sempre è questo aspetto estremamente autentico. Tutto quello che c'è è estremamente vero. Grazie. Grazie. Marina, io credo che non esista al mondo un esempio più fulgido di quello del Prosecco, prodotto sulle colline con la DOCG o in pianura con la DOC. Ecco,
un esempio così forte, un prodotto che riesce a far sì che avvenga una ricaduta sul territorio così importante, anche dal punto di vista culturale, non solo economico, non esiste da nessuna parte. Potremmo chiamarlo orgoglio colline del Prosecco. Io credo proprio di sì, perché è proprio un orgoglio, perché noi abbiamo avuto un boom straordinario di presenze sulle colline, siamo la destinazione turistica che cresce di più nella regione che è più turistica in Italia, perché il Veneto, come tu ben sai, è la prima regione con oltre 75 milioni di presenze all'anno, e le colline del Prosecco sono state la destinazione che è cresciuta di più rispetto all'anno pre-Covid. Questa è la dimostrazione di quello che dici tu, cioè che proprio con questo lavoro e con questo orgoglio noi stiamo facendo qualcosa di straordinario. Che cosa significa per voi aderire al grande progetto Grand Tour Italia di Bologna? Beh, allora, io credo che Grand Tour Italia è visitato da famiglie, da appassionati di cibo, di vino e anche da visitatori, da turisti. Pertanto credo che sia una straordinaria opportunità proprio per raccontare in un itinerario che è virtuale, perché non tutti possono poi venire nei luoghi alla scoperta di quei luoghi, ma è un modo per avvicinarsi a quei luoghi, e quindi è chiaro che per noi può essere una grandissima opportunità, e poi da qui arriveranno sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Una porta magica. Vieni Sì. qui, scopri questo territorio e poi lo vai a vedere. Esatto, e magari te ne porti un pezzettino anche a casa. E lo tuteli. Esatto. Grazie. Grazie a te. Il nostro affascinante Grand Tour del Veneto si conclude qui, sulle meravigliose colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'UNESCO, alla chiesa di San Martino, a Colle San Martino. Questa chiesa dalla base ottagonale fu distrutta nel 1918 dai cannoneggiamenti della Prima Guerra Mondiale provenienti dal Di Fronte Montello e ricostruita nel 1927. San Martino è riconosciuto anche per un singolare miracolo, quello di aver resuscitato un bambino alle richieste di una madre disperata, facendo sul suo corpo il segno della croce e donandogli il suo stesso nome. Ed è per quello che qui, in questa chiesa, dalla notte dei tempi si ripete un rito, quello dei nomi cavai. Le coppie che non riescono ad avere figli vengono qui e chiedono la grazia al santo. Estraggono da un'urna 2 nomi, di maschio o di femmina, e qualora il miracolo si compiesse, quel nome deve essere dato al nascituro. Questo è solo uno degli infiniti tesori che queste colline conservano, raccontandoli al mondo.